Benvenuti, oggi è domenica 22 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 18:58. La luna sorge alle 21:36 e cala alle 11:58. La Chiesa oggi celebra San Maurizio. Maurizio è un nome che viene dal latino e significa Moro, ossia della Mauritania. Il 22 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Rinoceronte, una ricorrenza istituita nel 2010 in Sudafrica e che ha come obiettivo quello di porre l'attenzione sulla crescente minaccia che il bracconaggio e il commercio illegale di corna di rinoceronte rappresentano per la sopravvivenza di 2 delle 5 specie di rinoceronti esistenti, quello nero e quello bianco. Fortunatamente, sebbene in modo faticoso, il numero di esemplari in lieve aumento e la popolazione è passata dalla classificazione criticamente minacciato a vulnerabile. Festeggia oggi 66 anni Andrea Bocelli, famoso tenore italiano apprezzato in tutto il mondo. Dopo aver lavorato per un anno come assistente in uno studio legale, Bocelli decide di dedicarsi completamente al canto, iniziando a prendere lezioni private. Nel 1993 la notorietà, arrivata grazie al duetto Miserere con Zucchero. L'anno seguente la vittoria a Sanremo tra le nuove proposte, poi il grande successo nel 95, il brano Con te partirò. Bocelli si è esibito nei più importanti teatri d'opera e ha duettato con figure come Luciano Pavarotti, Lady Gaga, Ed Sheeran, Céline Dion e Steve Wonder. Sono 48 gli anni per Ronaldo Luis Nazario de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo, ex calciatore brasiliano, soprannominato il Fenomeno. Con la sua nazionale ha vinto 2 campionati del mondo, mentre in Italia è stato l'idolo dei tifosi dell'Inter, squadra con la quale ha giocato per 5 stagioni, conquistando una Coppa UEFA. Infine auguri a Ornella Vanoni, la signora della canzone italiana, oggi 90enne. Lunghissima la sua carriera, cominciata nel 1956 con 8 partecipazioni a Sanremo, che non ha mai vinto. Per lei la consolazione di oltre 65 milioni di dischi venduti. Tra i suoi grandi amori, Giorgio Strehler e Gino Paoli. Ross confida a Joey e Chandler che il suo matrimonio è fallito perché a sua moglie piacciono le donne. Comincia così la prima puntata di Friends, trasmessa negli Stati Uniti dalla NBC il 22 settembre del 1994. La sitcom sulle vicende di 6 giovani amici avrà un successo planetario e arriverà in Italia 3 anni dopo. Sapete cos'è il microchip? È un dispositivo tecnico presente in oggetti quotidiani di ogni sorta, dai telefoni ai tostapane. Fabbricare un microchip significa incorporare minuscoli componenti elettronici su una piastrina di silicio puro. Avrete sicuramente sentito parlare dei microchip per gli animali. È infatti possibile inserire sotto pelle ai nostri animali domestici questi piccoli radiotrasmettenti che, quando avvicinati ad un apposito lettore, emettono dei codici con i dati del proprietario. Buona domenica ai 12. Oggi l'evento zodiacale importante è che il Sole passa in Bilancia, quindi si dà il via all'autunno, inizia una stagione zodiacale. Vediamo i 12 come affronteranno questa nuova realtà. Ariete. L'inizio dell'autunno coincide con il Sole in Bilancia, quindi opposto ai vostri gradi, quindi c'è un calo di energia e occorre una riorganizzazione su tutto il vostro piano pratico, ma essendo un'opposizione tra prima e settima ideale, e soprattutto ricomporre la vostra coppia e la vostra dinamica affettiva, l'obiettivo di quest'autunno.
Toro, la giornata di oggi prevede lo spegnersi di un trigono che vi ha molto sostenuti, quello in Vergine, poiché il Sole in serata transiterà in Bilancia dando il via all'autunno. La Luna oggi però vi soccorre, dinamizzando le vostre emozioni e sensazioni e facendo accadere qualche sorpresa in amore che proprio non vi aspettavate ma che vi piacerà tantissimo. Gemelli, la giornata di oggi prevede l'inizio di un Sole in trigono, un toccasana per voi finalmente, che godete finalmente di pianeti amici e che vi sostengono e che stabilizzano soprattutto questo periodo dell'anno che per voi è decisamente molto migliore. Quindi godetevi quest'autunno all'insegna delle ambizioni del Giove che ancora ospitate nei vostri gradi. Cancro. Inizia l'autunno e per voi è un po' una crisi proprio perché il Sole inizia la sua quadratura, tanto più che avete Marte, e quindi inizia in maniera un po' nervosa. Quest'autunno vi servirà per sistemare delle cose in famiglia a livello pratico e legale. Leone, la giornata di oggi prevede il Sole, il vostro pianeta che dà il via all'autunno, una nuova stagione amica che sicuramente vi mette di nuovo nelle condizioni di poter comunicare, dialogare e di essere al centro dell'attenzione di chi volete voi, ma soprattutto di brillare per la vostra presenza scenica, cosa che, non nascondiamolo, vi è molto cara. Vergine, oggi sono le ultime ore in cui il Sole sosterrà nei vostri gradi, un Sole che ha corroborato sicuramente le vostre energie e che vi lascia soli adesso con il vostro genio del bene, Mercurio. Il Sole passerà in Bilancia, quindi è ora di riscuotere, è ora di valutare bene finanze, soldi e investimenti. Bilancia, buon compleanno a voi, il Sole oggi incede nei vostri gradi dando il via a ciò che rappresenta il vostro segno cardinale, ovvero l'autunno. Ebbene, una stagione esistenzialista, assolutamente valutativa come voi, che non vedete l'ora di nuovo di rinascere a nuova vita con le nuove condizioni che avete faticato tanto per ottenere. Scorpione, il Sole dismette il suo sestile e passa in una riflessiva e intimistica 12ª casa ideale, per cui uno Scorpione decisamente che in quest'autunno sarà più emotivo, più dolce, più sensibile, trasognato e trasognante e molto più ricettivo ai sogni e alle sensazioni. Sagittario, il Sole finalmente smette la sua quadratura, quindi finalmente qualcosa di più semplice, un Sole amico che vi aiuta a sostenere l'opposizione proprio del vostro pianeta Giove, ed ecco che tutto sembra andare in ordine, soprattutto perché finalmente avete trovato la via giusta e la vostra gente. Capricorno, tutte le volte che inizia l'autunno è un po' una riflessione molto importante per voi, è una crisi che ha a che fare soprattutto con l'ambito carrieristico e o lavorativo. Se non siete ancora soddisfatti, potrete varare un progetto molto importante. L'autunno serve a lasciare andare via le cose e voi siete bravissimi in questo. Acquario, inizia uno stupendo trigono, inizia l'autunno, una delle vostre stagioni preferite a voi congeniali. Dall'amica Bilancia il Sole irradierà un trigono che vi riempirà di forza, di energia, che finalmente vi farà tirare un sospiro di sollievo perché siete stanchi proprio di comprendere per forza tutti. Pesci, il Sole smette la sua opposizione passando in Bilancia e quindi finalmente vi lascia un po' in pace, tornano le energie e torna soprattutto una cosa che avete difeso con le unghie e i denti negli ultimi mesi, ovvero l'affermazione di voi stessi e del vostro ruolo. Ora via libera alla scalata carrieristica. Ancora oggi, di tanto in tanto, è possibile vederne una sfrecciare sull'asfalto. Nata nel 1972, la 126 è stata l'utilitaria più venduta in Europa. Concepita dalla Fiat per sostituire la 500, è uscita definitivamente di scena il 22 settembre del 2000, quando la casa torinese ha interrotto la produzione. Ci sono tipi che sembrano proprio non avere tutte le rotelle a posto, totalmente fuori di testa. L'espressione inglese per indicare questa tipologia di persone è off one's rocker e sta ad indicare proprio chi non ragiona bene, insomma un vero e proprio matto. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
bello e dannato come i protagonisti dei suoi romanzi. Non ha ancora 30 anni, Francis Scott Fitzgerald, ma già può vantare fama, successo e soldi. Lui, insieme alla moglie Zelda, vuole vivere a pieno ritmo i ruggenti anni 20 e inizia a sperperare denaro in sontuose feste e in spese futili. Nel 1925 pubblica Il Grande Gatsby, il libro che più di tutti restituisce l'anima di quegli anni e che gli darà successo, rappresentando però l'inizio della fine. Dopo il terribile 1929 anche il suo matrimonio entrerà in crisi e il suo nuovo romanzo Tenera è la notte si rivelerà un fiasco. Fitzgerald affoga le pene nell'alcol per scoprire poco dopo che Zelda soffre di schizofrenia. Fitzgerald morirà nel 1940 prima di riuscire a terminare Gli ultimi fuochi, romanzo che, pubblicato postumo, gli ridarà la gloria. Ci salutiamo con la frase del giorno. Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime. E non importa se piove o se c'è il sole, io vi auguro comunque una giornata piena di sorrisi da scambiare con i passanti, i colleghi o con quel vicino di casa che non vi saluta mai. Vi aspetto sempre qui anche domani. Buona giornata dalla vostra Martina.